a tutti amici, buongiorno, bentornati sul canale. Siamo finalmente al sole e posso un pochino parlare con voi perché là sotto era veramente freddo. La nostra direzione di oggi è la cima della Barella, qua alle mie spalle. È una zona che abbiamo già frequentato perché, se avete visto anche sul canale, siamo saliti al Piz Cunturines circa 2-3 anni fa. È stata una salita meravigliosa che infatti ricordiamo molto bene, e oggi siamo in compagnia di due nostri amici, Filippo e Angelica, con cui andremo appunto a fare questa cima. La giornata è meravigliosa, come del resto appunto questi giorni. Ieri siamo stati a fare la ferrata Brigata Tridentina, che se non avete visto il nostro video lo trovate nel mio canale. Siamo partiti da Capanna Alpina e adesso appunto stiamo risalendo tutta la valle per andare verso la cima. Ci sta proprio da Dio, stiamo bene, abbiamo dormito tantissimo, quindi dai, sembra andare tutto alla grande. Poi tra amici si parla un pochino, ci si perde via, anche tutta la valle l'abbiamo passata tranquillamente, e quindi vi lascio alle immagini e alla nostra giornata. Eccolo Filippo! Eila, buongiornissimo! Eccolo qua! Ultimo 3000 di stagione, si spera. Dai, speriamo. Dobbiamo ancora arrivare. Dai, speriamo. Se gambe e il fiato tengono. Esatto. Dai, un'oretta e mezza, più o meno. Wow. Anche di più. Non lo so, No, te sei dai. fiducioso. Fra poco lo scopriremo. Per fortuna abbiamo loro che ci danno Forza. un po' di grinta, un po' di forza. Per fortuna. Oh, yes. È il bello di fare questi giri in compagnia, e si parla, ci si perde via. Bello. Strepitoso. Poi siamo un sacco fortunati perché ci siamo fatti tutta la salita qua, tutta al sole, quindi proprio fortunati. Oggi giornata spettacolare, ma che meraviglia, proprio bello, bellissimo.
Guarda, siamo già quasi arrivati in sella e poi gli ultimi 300 metri, no, anche meno, 200 metri e poi siamo in cima. Dai, alla grande, tutto benissimo. E sinceramente tutto bene anche dopo il giro di ieri, quindi vedi, è solo questione di allenamento. Certo, amore. Bisogneria essere sempre in movimento, altro che stare 9 ore sentai al lavoro davanti a scrivania a rispondere mail. Beh, su che ti fai che faccia là davanti a scrivania? Mi non so così. Sì, perché mi incasso a vedere certe mail, guardo fuori, là, giornate spettacolari e noi chiusi dentro su sto ufficio, perché bisogna lavorare, perché non siamo nati ereditieri di chissà cosa, pieni di schei, poter girare. Perché devi guadagnartela sta vita? Vabbè, certo, assolutamente. Ragazzi, ma sa farsi serie. Filippo, come andiamo? Dai. Un bel trekking pendente, ma tra poco si avvicina la parte Dai. più Un bella, un po' po' più interessante. rustica della salita. Esatto. Nico è un po' di mal di testa dei 3000. Amore. Niente di nuovo. Niente di nuovo, siamo abituati. Madonna, sta quota, cosa che anni fa. Sì. E invece tutto bene. Oh, siamo quasi a 3000. Eccoci qua. Qualche passaggetto qua su roccia e via. Noi ci siamo fermati qui intanto che Filippo è andato a fare anche la cima della lavarella di fuori, che è praticamente questa alle mie spalle. Noi siamo un attimo fermi qua in forcella, così Nico si riprende un pochino, ha mangiato un mezzo paninetto, ci teniamo le energie per andare proprio alla cima lavarella. Comunque ci siamo, è una giornata incredibile, veramente, cioè i panorami da qua sono mozzafiato, bellissimi. Vedere anche, soprattutto, le tre tofane, la tofana di mezzo, di Rozes, di dentro e dietro l'Antelao, cioè sembrano proprio fatte uguali, ma se tu le vedi da altre angolazioni, da Cortina, non hanno questa forma, e da qui invece sembrano proprio tutte uguali, fatte come l'Antelao, come siamo soliti vedere l'Antelao con questa forma, ma bellissimo. È un posto stupendo, ma anche quella volta che siamo venuti al Punturines ci era piaciuto molto, 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 molto. Poi vabbè, non parlare di tutte le Dolomiti dietro, dalla civetta, tutto il gruppo delle Pale di San Martino, Lagnier, in fondo si vedono veramente tutte, la Marmolada. Bellissimo il Piz Boé dietro di me, ma poi si vede il gruppo delle Odele, Sas de Putia, Cima 10, il Cavallo, Cima 9. Ragazzi, è qualcosa di incredibile.
Tempismo perfetto al 2 di novembre con l'ultimo 3000, perfetto. Stavo per dire che ero sempre vista tanto in foto, finalmente dal vivo. Pensa che noi quella mattina siamo partiti ad agosto per fare la Varella Punturina e siamo finiti alla Tofana di Mezzo. Cambiato itinerario a mezz'ora dall'arrivo, però non importa, dai. E oggi invece Col senno di poi abbiamo recuperato alla grande. Alla grande. Il panorama è pazzesco, bellissimo. bello, bello, bello. Fatta anche questa. 3055. 3055. È tanto rusane. Sì. Questo cosa sarebbe, Filippo? Questa è una obliteratrice per la cima alla Varella delle Four Peaks. Wow. Bellissima competizione che spero un giorno di fare. Se continuo a mettere su chili non la farò mai. Ma questo è un altro discorso. Però è un altro discorso, esatto. dai. Intanto ne abbiamo portate a casa. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun sinking low. Two star-crossed lovers in the still melting snow, where the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty, they called him a thief. In the quiet of the evening, they'd steal away, where the laughter would flow and the fiddle would play. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed alright in the sun-painted picture, and the day turned to night. Come up on the hillside, we'll have a time. If you'll bring the kisses, honey, I'll bring the wine. Keep your heart guarded, or too soon it'll fall. When one walks back home, honey, only one knows it all. Well, she walked up the hillside alone one day, and the heart is a hunter, always knows of its prey. And her father's old pistol hanging loose by her side. When she aimed once, she never shot twice. Well, the air was so still, and the sky was so blue. Ragazzi, siamo arrivati. Col buio, Col buio. ma senza frontali, quindi ci siamo visti un tramonto bellissimo. Tramonto veramente. top. Anche stavolta. Anche oggi 20 km che abbiamo Gagliardi. fatti. Domani riposino. Mamma, che falso. Falsissimo. Alba, mi dispiace per te. Dai, Ti dai. toccherà un'alba. Ce la faremo, dai. E invece noi dormiamo, vero? Come E stasera? Nanna presto? No, Ah, tre Tre pizze, pizze. tre. E quante birre? Tre. Tre. Bene amici, vi diamo appuntamento alla prossima con un nuovo video. Ciao! Ciao a tutti! I'll always remember, and I'll never go
back